Il vagito della piccola Susi, 47 minuti dopo la mezzanotte, ha fatto cominciare con gioia il 2026 a mamma Laura e papà Giorgio. La coppia di Monselice ha iniziato in bellezza il nuovo anno accogliendo la loro bambina. La piccola Susi è stata la prima nata del 2026 in provincia di Padova e è venuta alla luce all'ospedale di Schiavonia. Un paio di ore dopo all'ospedale di Padova è nato Elia, il primo della città. Come da tradizione cittadina, il neonato è stato accolto con il titolo di piccolo ambasciatore di pace nell'ambito dell'iniziativa promossa da oltre 25 anni dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo in collaborazione con l'azienda ospedaliera e il comune. Nell'Alta Padovana a Cittadelle i primi nati sono stati Lorenzo, figlio di Elena e Andrea di Camisano Vicentino, e Lucrezia, nata alle 10 del mattino del 1° gennaio per la felicità di mamma Ilenia e papà Roberto. A Campo San Piero invece nel pomeriggio del 31 dicembre l'ultimo nato del 2025, Ettore Antonino, accolto da mamma Diletta e papà Giuseppe, mentre ad Abano l'ultima nata del 2025 è stata la piccola Olivia di Montegrotto che ha trascorso il veglione tra le braccia di mamma Ilaria e papà Lorenzo.